Le comunità tabarchine di Calasetta e Carloforte hanno una storia molto particolare. È difficile riassumerla in pochi secondi. Si trovano nel sud della Sardegna, nell'arcipelago del Sulcis, sull'isola di San Pietro e sull'isola di Sant'Antioco, ma parlano una lingua di origine ligure. Questo perché nel Cinquecento alcune persone provenienti dalla Liguria si recarono per motivi commerciali, quali anche la raccolta del corallo e il commercio del corallo, sull'isola di Tabarca, in Tunisia. 200 anni dopo, nel Settecento, si spostarono appunto sull'isola di San Pietro e poi sull'isola di Sant'Antioco, formando queste comunità che conservano ancora oggi la parlata ligure, nonostante i 200 anni in Africa e i 250 in Sardegna. Ed è molto interessante sentire il loro modo di parlare, che è perfettamente comprensibile da chi conosce il dialetto ligure, la lingua ligure, anche se ci sono alcune piccole differenze. Se volete scoprire queste differenze, le troverete nei prossimi video di Dimmi Qualcosa in Tabarchin, sia a Calasetta che a Carloforte.